Sui giovani, sui cantanti, neanche. Quando andiamo sull'argomento, sulla musica, sulla danza, quella no. Sui Volver ci sono, c'è barzellette sulla, no, io volevo dire una cosa che non c'entra niente. Volevo ringraziare Antonio Canino. Sì. Perché abbiamo iniziato una sorta di... Sì, è un mio amico, un vostro amico. Abbiamo iniziato una collaborazione. Speriamo di andare avanti. C'è barzellette sul canino tu? No, sui denti. Sui denti ce ne sono, anche quella porno. Non si può raccontare. Che dobbiamo fare? Scusa. Raccontiamo barzellette, dimmi un... Vabbè, ci penso io. Ma come va, dimmi? Senti argomenti ti ho dato. Fottitini, ci penso io. Parliamo di una cosa leggera, sexy shop. Va bene, sexy shop è facile. Ma se tu mi hai detto ci sono solo barzellette porno per i provini. Ma quella sexy shop è pulita. Va bene. Tu la sai? Certo che la so, frequentandoli. Allora, frequentandoli? Tu non hai sexy shop? Frequentando. mia, frequentando. Ma tu ti immagini noi due che entriamo al sexy shop? Tu immagini, vero? Usate subito tutta la Sicilia. Il mondo appena ci siamo già sanno che stia là, poi è serio. Per quale motivo? Non lo so. C'era una signora, conoscete i sexy shop? Allora, che bambine meravigliose. Anche per sentito dire. Per sentito dire, cos'è un sexy shop? Ormai anche nelle nostre città ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, no? Ci sono questi negozi dove si vendono abbigliamento particolare, sexy, oggetti vari per il sesso, no? Oggetti del sesso, giochini. Anche. Entra questa signora, 42-43 anni, una bella signora, ben messa, elegante, bello petto palommino, belle due tette, generosa, sai. Si dice palommino perché? Perché come la colomba portato in avanti, quindi il petto bello tanto. La signora così capito attaccata con Giacco, terreno, sai, con la cosa così. Con Giacco. Aveva con Giacco è a molle. È un Giacco nel senso che qualsiasi cosa che allippa che piglia si chiama Giacco. Scusi signorina, come si chiama? Mollettone. Mollettone. Lei mi deve seguire però, se no. La signorina ogni tanto si perde, così si blocca. Perché mi ha detto corsetto poco fa. Corsetto. No, e aveva questa comunque era bella elegante, il tailleur, c'aveva il tailleur con la calza autoreggente che che è Giuseppe Rapesade? Sì, ce l'abbiamo presentato. Giuseppe Rapesade, la calza autoreggente, sto vedendo che si sta eccitando Rapesade, poi se va via, che fa? Se va via? No, si va via, vabbè, lascia stare, vabbè. Aveva la calza autoreggente che si vedeva dallo spacco della gonna. È molto sensuale. Molto poi se si vede dallo spacco. Là non è più sensuale, tappenare, no, quello non è più sensuale. Dopo gli insultanti. Lì c'è l'insulto personale. Bravo, mirato. Cioè quello ti voglio insultare. Stasera ti insulto. Tu mi stai insultando. Stasera ti insulto. Questo arriva questo tacco, sai, di questo molto fetish, si dice, fetish, no? Entra in questo sexy shop e comincia a cattare un poco di corsetti, di questi tutti eleganti, un poco di calze in rete così. Ghepier, tutte le camurrie, balconcini di chi stia a nudo, diciamo a giorno. Push up a giorno. A giorno perché a un certo punto a giorno, quando uno viene bello a giorno è a giorno. Questo argomento meriterebbe l'applauso. Bello perché push up che a giorno è veramente. Sì, ma sai, l'applauso non parte perché ci sono molte ragazze e soprattutto molte patoffe che sto vedendo, c'è mascole veramente, c'è uno con una camisa fucsia, ma che colore è? Ma che colore? Fragola, che colore è? Fragola, Fragola, sì. Disgrazia, poi c'è vantaglia uno vestito di nero che s'angaglia un andofuso rocatare, non sa come finisce. Vabbè, lasciamo ferme così. Se non chi, insomma, chi sta dopo che ha accattato tutte queste cose, passa al reparto oggettistica. Allora c'erano tutti questi, si chiamano così, vibratori, no? Vibromassaggiatori, in realtà. Mi si dà con le forme falliche, quelle sono. Sì, quelle sono, scusa, lo sanno. Vabbè, lo spieghiamo. C'era una mensola, lo devo dire io che c'era una mensola, c'erano tutte queste forme e colori diverse e grandezze diverse, no? Certo. Allora? La signora ne voleva uno. Dunque voglio quello bianco piccolino. Dico subito, signora, si è messo sopra la tavola. Quello verde un poco più grande. Ci va bene, signora, questo verde. C'è quello giallo è roteante, bello, mi piace, giallo roteante. Grazie. Poi vorrei anche quello a pois. Bello, a pois, signora, bello, si usa, pigliamo quello più grandicello nero, quello nero, grande, bello, quello mi piace, quello nero. Poi voglio quello rosso. Dice, signora, quello rosso lo lasci stare. Ma che c'entra? Voglio anche quello rosso. Signora, quello rosso non glielo posso dare. Ma io lo voglio.
signora, quello rosso non ce lo posso dare, se ne pigliasse un altro video, un altro nero, se ne pigliasse uno del suo colore, insomma, quello rosso non ce lo posso dare. Dice, ma io voglio quello rosso, bello, natalizio, mi piace, bello, a tema delle feste natalizie, il rosso. Dice, signora, il rosso non glielo posso dare. Dice, ma io lo voglio. Dice, signora, non ce lo posso dare. E se non mi dà quello non mi prendo manco questo. Signora, non si pigliasse niente, quello rosso non glielo posso dare. Ma perché non me lo deve dare? Non ce lo posso dare. Ma perché no? Ma perché no? E perché, signora? Le stendora, non giù. Lo capivo o no? Oh, che com'è? È così questo.